telespettatori, buonasera. Questo 2020 si è aperto all'insegna di una fitta coltre di incognite che inquietano gli italiani. Siamo tutti consapevoli di vivere un momento difficile di tensioni, di incertezze, di paure, diciamolo chiaramente, ed è il momento in cui siamo alla ricerca di punti di riferimento. E Itapac Films ha deciso di intervenire energicamente in tal senso, reperendo, credo, l'unica fonte di certezze in questo momento, ripeto, di confusione e di liquidità. E abbiamo convocato per interrogarvi appunto sulle incognite che gravitano sul nostro futuro, abbiamo con noi addirittura i Frizzi, Comini, Tonazzi. Buonasera. 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 Vi ringraziamo, sappiamo che eravate ognuno impegnati nei vostri business dopo la lunghissima stagione musicale, poi ognuno di voi ha aperto case discografiche, case cinematografiche, siete uno a Hollywood, uno a Bangkok ed è un miracolo trovarvi tutti insieme in Friuli, ma a parte appunto le note biografiche di cui ci occuperemo in coda, adesso parliamo delle cose che interessano gli italiani. Allora vi chiederò di rispondere uno alla volta. Allora cominciamo con le sorti del nostro paese, il nostro governo. Ecco, io chiederei a ciascuno di voi, allora da qualche mese abbiamo un nuovo governo, io direi che dovremmo essere abbastanza comunque sollevati dal fatto che è un governo record perché è riuscito ad essere più litigioso di quello precedente. Cosa ne pensate? Prego. Ma io penso che Enrico sia veramente una persona in grado di poter valutare la situazione al meglio, quindi passerei a lui la parola. Io purtroppo, siccome gioco ancora nell'Over 50, non ho tempo per fare il primo ministro, perché lo saprei fare molto bene come tutti, penso, ma io di più, quindi per aspera ad astra. Molto bene. Ora, certamente le vicende nazionali ci interessano di più, ma anche quelle internazionali dobbiamo occuparcene, perché se non siamo noi a occuparci di loro, sono loro che si occupano di noi. E quindi vi introduco una questione scottante. La Libia, c'è la guerra alle nostre porte. Allora vorrei chiedervi qual è la vostra sensazione dell'impotenza dell'Europa nell'arrestare la violenza dilagante e quel che ne consegue in termini appunto anche di flussi umani, di disperati che arrivano nelle nostre coste, nelle nostre città, e poi sappiamo quello che succede, spacciano, stuprano, e quindi è un problema molto grave. Allora, la vostra opinione, francamente? Ti dirò che noi ogni martedì ci incontriamo e parliamo proprio di questi argomenti, trattiamo proprio di questi argomenti perché la politica internazionale è uno, direi proprio, tra gli argomenti più interessanti, no? Ci siamo sempre occupati di problemi di carattere internazionale in generale, anche se i testi delle nostre canzoni non lo riflettono, però direi che il nostro stare assieme prevalentemente è dedicato proprio a questo, ad affrontare. Io sono contro la guerra. Io sono contro la guerra perché quando c'è la guerra poi dalla Libia soprattutto arriva la sabbia del Sahara qui e arriva la neve sporca e gratta tutta la sciolina. E quindi anche per il turismo della regione c'è un impatto negativo. Perché questa neve è un po'... Certo. Quindi deve cessare la guerra, vero? Certamente. Quando? Domani mattina. Lo speriamo tutti. Allora rimaniamo sempre nel campo in cui vi vedo molto ferrati appunto dalle questioni internazionali. Il 2020 è l'anno delle presidenziali americane. Allora cosa ne pensate? Donald Trump ce la farà ad avere il bis alla Casa Bianca, oppure il Partito Democratico troverà un candidato capace di sfidare un presidente che tutto sommato, secondo i sondaggi, ha ottime chance di essere rieletto? Sì, ci ha chiesto anche cos'era quando è stato eletto, ci ha chiesto anche a suo tempo di realizzare il jingle
per la sua campagna elettorale, ma noi eravamo impegnati su altre cose. Su quello di Putin, non avevamo perché voi tempo. avete fatto quello di Esatto, Putin. esatto, poi non possiamo mica pensare di poter Speriamo che non ce la sia tutte le presa. richieste, sì, esatto. Speriamo che non se la sia presa. Voi dite Anche che quest'anno Ce l'ha con noi. ci chiama un giorno sì, un giorno no per questo jingle, non abbiamo tempo, siamo impegnati poi con il nostro nuovo album. non glielo puoi fare tu, sto jingle la donna, No, io da solo non lavoro più, da solo non lavori più. non sono capace Ok. e non mi diverto. Mi diverto più se ci sono amici, donne, da bere, Va bene, d'accordo. Allora, un bel tempo, e del cibo. E quindi credo che è proprio questa la conclusione ideale che possiamo dare a questa profonda e acuta intervista sui temi del nostro tempo, per i quali vi siamo molto grati. Però prima di salutarci vorremmo chiedervi appunto una nota di auspicio musicale per questo 2020, che ha ancora 11 mesi rotti davanti, può succedere di tutto. Ecco, un rito apotepraico, qualcosa, salvateci voi. Volentieri, volentieri. Tirati sulle mutande, adesso che abbiamo finito, sgualdrina. Se non fosse per quella roba nera, saresti ancora una bambina. Lo scaricatore si diverte così, gli piace scambiare gli slip. Voilà. E pensare che ci avevi detto anche le domande prima, se non ce le dicevi forse eravamo più preparati. La vita è troppo breve. Però per una stampare- tradizione si è rispettata, la chitarra è scordata. Un po' meno.